Buongiorno a tutti, sono qua al villaggio Posè. In questo pezzo di terra che voi vedete dietro di me nascerà una palestra che è stata voluta dall'amministrazione del Comune di Agrigento grazie al lavoro dell'assessore Principato, ma poi nel corso d'opera ci sono stati una serie di problemi. Questa serie di problemi che l'assessore Piparo mi ha sottoposto e io tramite il Ministero dello Sport sono riuscito a bloccare mettendo 500.000 euro in più su questo progetto. I soldi sono del PNRR, siamo nel quartiere del Villaggio Posè, uno dei quartieri veramente che oggi rappresenta il motore economico, il cuore pulsante economico della città. E io naturalmente da abitante di questo quartiere sono orgoglioso per aver portato assieme all'amministrazione comunale veramente un'opera importante, una palestra che servirà a tanti bambini, a tanti genitori, a tanti disabili che avranno bisogno di questa struttura naturalmente per fare le proprie attività. Quindi sono orgogliosamente villaggese, orgogliosamente agrigentino, perché quando le cose si fanno per bene riescono. Saremo qua nel 2025 a inaugurare la palestra e io ci sarò assieme all'amministrazione per dare veramente questo grande contributo a questo quartiere.